Il discorso era nato da una sensibilità a metà degli anni '80 nell'ambito della cultura ambientalista, proprio usiamo anche questo suffisso, no? E ho respirato delle esperienze tramite una grossa associazione naturalista e ambientale in Italia, sia in Lombardia che in Toscana. Avevo 20 anni, ho respirato questo fermento sull'agricoltura biologica, su una visione diversa di approcciarsi alla produzione di beni primari e al contempo anche abbinata a un turismo minore, no? E lì con mia moglie abbiamo deciso di andare a vivere in campagna, in quell'età lì. Mia moglie è insegnante, basilare è stata questa cosa perché abbiamo vissuto con lo stipendio di mia moglie per parecchi anni, perché io ho lavorato, abbiamo acquistato la casa e abbiamo fatto la ristrutturazione personalmente, quindi ho lavorato io qui. Ho risparmiato sul fatto di dare lavoro a altri, ma al contempo non avevo un introito, quindi è stata un'esperienza anche poi allargata a degli amici che mi hanno dato una base, una mano fondamentale ovviamente per creare questa cosa, ed era l'88 che abbiamo acquistato. Quindi turismo in campagna, il concetto agrituristico in Friuli Venezia Giulia era desertico. Il discorso di fare agricoltura biologica ancora meno, e l'entusiasmo però era grandioso. 8 milioni di lire, delle vecchie lirette, e l'ingrediente principale è l'incoscienza. L'idea di viverci anche nella struttura che abbiamo acquistato per poi fare anche del turismo su questa struttura era di creare un posto originale ed era creare anche un luogo bello per chi venisse da fuori, no? Inizialmente abbiamo lavorato anche con italiani, siamo più di 10 anni che ormai lavoriamo solo con l'estero. E abbiamo creato pian piano degli angoli belli, tutti originali, perché questo tipo di turismo minore è ricercato se è verace, e se lavori con l'estero capisci bene che non freghi più nessuno. Quindi prima di tutto ci vivevamo noi, secondo luogo era per avere un luogo originale da far vedere agli ospiti dall'estero, quindi la casa friulana, il fogolar fuoco aperto, cosa abbastanza caratteristica del Friuli, lo spolerte, il pedrate che abbiamo qui, insomma tutte queste cose che creano anche un'atmosfera, non solo a parte che creano anche un paesaggio, no? E così abbiamo fatto questo salto, abbiamo lavorato tanto sopra e siamo arrivati alla fine a avere anche dei riscontri, perché siamo finiti su delle guide che ovviamente sono di un certo livello, però attenzione, non è il concetto italiano del certo livello, perché chi arriva qua e si presenta qui con la Mercedes o la BMW sono persone che tedeschi, inglesi, olandesi, non è uno status symbol avere quel tipo di macchina lì come lo è in Italia, è perché è una macchina sicura, perché è una macchina, e quindi persone che cercavano una vacanza culturale in una bella locazione, ovviamente con un buon bilancio qualità e costi, però verace. Non un finto agriturismo, non la piscina a tutti i costi, anzi la convivialità, e raccontarsi storie, e questo ha funzionato, però parliamo di veramente nell'88-89, cioè, non c'era nessun altro, insomma. Noi, avendo poi rodato in tanti anni questo nostro lavoro, ormai abbiamo, io e mia moglie siamo un team abbastanza affiatato, no? Anche per l'esperienza è basilare che si sia entrambi nella coppia a desiderare questo, perché se no molte esperienze di questo tipo sono deflagrate, no? Perché è molto faticosa, è molto coinvolgente ed è una cosa che non hai mai uno stop. Strutturalmente adesso lavoriamo in questi termini. Siamo orientativamente chiusi perché poi non c'è in queste zone qui di pedemontana, non c'è la stagione della neve, quindi non abbiamo turismo invernale. Lavoriamo dai primi caldi della primavera fino alla fine dell'autunno, quindi l'atmosfera delle castagne, del vino appena giovane che bolle, quindi i profumi del vino che fermenta, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è questa pausa invernale che è un letargo, che è un charger di batterie che è assolutamente imprescindibile perché, come dico, è molto coinvolgente.
anche perché qua c'è una commistione con una vita privata che è quella della mia famiglia. Noi abbiamo 3 figli e lavoriamo con queste ospitalità. L'ospitalità mediamente è di una settimana. Viene tutto il mondo qui, perché anche quest'anno abbiamo ormai prenotazioni dal Canada, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dall'America, anche perché c'è stato un passaparola notevole, cioè 20 anni sono serviti a seminare, no? Quindi adesso si raccoglie. C'è l'accoglienza degli ospiti, mediamente appunto come dico stanno una settimana e usualmente forniamo la cena, cioè noi facciamo ristorazione solo per chi qui pernotta. Battuta classica è chi dorme qui piglia pesci. No? E fanno una colazione abbondante alla mattina, si parla con una bella cartina del Friuli Venezia Giulia sul tavolo per orientarli sulle varie loro desideri di gita, perché c'è chi è interessato più agli affreschi, chi è interessato più ai centri storici, chi è interessato più a fare dell'hiking, dell'escursionismo, e quindi si dà tutte delle dettagliate informazioni basilari. A me portano via tantissime ore, pensa che prepariamo la colazione a mezzogiorno e dopo riesco a lavorare 4-5 ore nei campi. Dopodiché rientro alle 5, doverosa doccia, e dopodiché si fa l'accoglienza degli ospiti che sono andati in gita durante la giornata verso le 6, dandogli un benvenuto con l'aperitivo e un'oliva, e dopodiché di lì che cena c'è, perché noi poi non facciamo neanche un menù alla carta, mangiano quello che prepariamo per noi. Stiamo attenti a fare una cosa equilibrata durante la settimana, quindi uno che si ferma qui una settimana mangia sempre diverso, però è bellissima anche la connessione che ha con noi come famiglia privata e anche con gli altri ospiti. Sono nate delle amicizie, delle storie, ho molte persone fidelizzate per cui tornano, e il target è vario, la famiglia con i bambini, la coppia pensionata, o perché no i giovani innamorati, che però ovviamente c'è un problema di costi, sono più difficili questi, perché il mondo giovanile adesso poi anche soffre di altre cose, però noi abbiamo veramente una qualità costo sì, imparagonabile, insomma, anche perché ci vivo io qui e non voglio, sì, perché strafare, voglio dire. Il discorso qui della produzione agricola si orienta soprattutto per quanto riguarda i tavoli che noi prepariamo alla sera per i nostri ospiti, che possono essere o comunitari, proprio tutti insieme, oppure distaccati, però sempre vicini. Facciamo una produzione orticola a pieno campo, senza tunnel, senza serre, di ortaggi di stagione, con cui facciamo anche delle conserve o dei sottaceti che diamo qui al tavolo, e poi c'è chiaramente la zona boccata per il vino. Abbiamo una bottiglia etichettata, certificata bio da tanti anni ormai, e abbiamo 4 tipologie di vino, cosa che fa molto piacere a tutti questi, e poi spesso chi arriva in auto carica 2-3 scatole da portarsi a casa, quindi è chiaramente destinata alla vendita in questo tipo di linea di mercato. Il fatto poi che qua dormano e possano bere una bottiglia in più senza aver problemi di uscire in auto con il discorso alcolemico è perfetto, e quindi hanno solo una rampa di scale. Ovviamente nessuno eccede, però insomma non c'è quella preoccupazione, no? Penso ormai 20 anni che lavoriamo col turismo, ma saranno 5 anni che io non ho una famiglia italiana. Conta che siamo stati recensiti all'estero, siamo più conosciuti all'estero che non qui. Perché questa scelta di dedicarmi di più all'estero? Perché hanno più sensibilità, hanno una sensibilità delle cose semplici, non bruciano le tappe come fanno gli italiani che hanno bisogno dell'entertainment. Chiaramente ci sono le eccezioni, non voglio essere così tassativo, però effettivamente la persona estera ha una sensibilità ecologica, ambientale, e anche con una necessità. Per noi siamo ancora un mito, noi per loro all'estero, noi italiani abbiamo questo bel clima, abbiamo questo ottimo cibo e ottime bevande, ottimi vini che facciamo, e che veramente siamo, da quel punto di vista lì è l'ultima spiaggia che abbiamo noi. L'italiano brucia, l'italiano adesso ovviamente sta anche soffrendo un'economia, quindi il discorso di pagare il 10, il 20% in più, perché poi non è vero che l'agricoltura biologica o comunque il cibo certificato è un cibo snob, è un cibo da boutique, bisogna saperlo anche andare a cercare. È un cibo che costa di più, perché
venite a lavorare con me un giorno, una settimana, o venite una giornata con me dietro a vedere e poi a stare, a stare sotto al fatto che viene la grandine, al fatto che viene troppa pioggia. Cioè è difficile, è un lavoro difficile, è un lavoro che lo fai solo per l'entusiasmo. Però c'è più sensibilità, è indubbio, no? Forse lo si vede anche in altri settori che c'è più sensibilità all'estero su questi temi. È un peccato perché l'Italia ancora ha questa grande spiaggia del buon cibo e, e ha una grande chance proprio che si sta giocando sul filo di lana sulla qualità paesistica e ambientale. Io qui vedo che c'è poca sensibilità da parte delle amministrazioni, da parte delle persone che ci vivono. Io sono uno che ha radici urbane, che è venuto qui 20 anni fa, più di 20 anni fa, giovane perché entusiasta, però vedo che non si è reso conto la persona che vive nella campagna, che vive nell'ambiente naturale, che ricchezza c'ha questa cosa. Quindi o si tutela, ma in termini veramente scientifici e quasi cioè, filologici, l'ambiente con tutte le peculiarità, cioè ci sono i castelli, ci sono le maserie in pietra, ci sono i ruscelli, non si può più mettere cemento, non si può più fare capannoni, se no ci bruciamo anche la prossima chance futura, che è quella di rivalutare e sfruttare in termini soft per un turismo ecosostenibile l'ambiente che abbiamo, il paesaggio che abbiamo in Italia.